Al via stamani l'operazione antidroga denominata Piramide, effettuata dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento, realizzata tra la città dei Templi, Canicattì, Racalmuto, Grotte, Favara, Gela e San Cataldo. Sono 7 gli indagati in esecuzione del provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, che sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, tra cui diverse persone: Canicattì, Racalmuto, Favara, anche una donna, Grotte e Gela, i paesi interessati all'operazione. I carabinieri del comando provinciale hanno così eseguito 26 ordinanze cautelari a carico di altrettanti indagati residenti tra le province di Agrigento e Caltanissetta, persone ritenute responsabili a vario titolo di detenzione, traffico, spaccio di sostanze stupefacenti, cocaina, hashish. In maniera particolare, l'indagine è stata condotta dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Agrigento con il coordinamento del procuratore capo Luigi Patronaggio e del sostituto Gloria Andreoli, e le misure sono state firmate dal GIP del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto. L'indagine, secondo quanto reso noto dalla Procura con una nota, è stata chiamata Piramide per via della struttura verticistica che si è creata tra i vari spacciatori, collaboratori di quest'ultimo e acquirenti. Scaturisce da una tempestiva e mirata attività di polizia giudiziaria volta a contrastare il massiccio flusso di cocaina nelle province di Canicattì e ai centri di Caltanissetta, che giungeva sulle piazze di spaccio di Agrigento. Per il procuratore Patronaggio la strategia investigativa ha consentito di acquisire rilevanti riscontri probatori, sequestri, arresti e segnalazioni in seno agli indagati, che si erano ricavati ognuno un ruolo ben definito nello smerciare la cocaina, sia all'ingrosso, piazzando anche in maniera fluida quantitativi che si aggiravano tra i 50 e i 100 grammi, sia al dettaglio che con la vendita delle singole dosi. Diversi sono stati sequestrati i quantitativi di droga, circa 2 kg di cocaina e 4 kg di hashish. Sono stati operati 5 arresti in flagranza di reato, 2 denunce in stato di libertà, oltre a numerose segnalazioni amministrative riconducibili all'uso personale dello stupefacente operato a carico dei vari inquirenti. Il valore dello stupefacente sequestrato è di circa 100.000 euro. Questa notte il dispositivo è stato veramente massiccio, 150 carabinieri, la maggior parte proveniente dal provinciale di Agrigento, ma con il supporto anche delle altre province, quindi con il supporto di tutta l'Arma siciliana. Abbiamo tratto in arresto 26 soggetti destinatari di custodia cautelare, responsabili di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, nello specifico cocaina e hashish. L'attività è iniziata nel maggio 2019, nel pieno del lockdown, e ha circostanziato diverse situazioni di traffico di sostanze stupefacenti in città e anche in provincia, anche a Caltanissetta e provincia. Ogni soggetto di questi colpiti aveva la sua funzione, aveva il suo incarico, e abbiamo sequestrato 6 kg di sostanza stupefacente, 4 di hashish e 2 di cocaina. E in un certo qual modo abbiamo rimarcato ancora una volta che non ci sono zone d'ombra nella città di Agrigento e provincia, ma lo Stato, quindi l'Arma dei Carabinieri, è sempre presente per garantire la giusta sicurezza a tutti i cittadini. Comandante Giordano, qualcosa lei? Qualche particolare sull'operazione? Un particolare interessante, visto che l'attività di indagine è nata nel 2019 in pieno periodo lockdown, è il fatto che alcuni dei soggetti colpiti questa notte dalle misure cautelari erano soliti dare appuntamento per lo spaccio della sostanza stupefacente nei pressi dei centri commerciali o dei supermercati, che in quel periodo erano l'unico luogo al quale uno si poteva recare con un giustificato motivo, quindi per fare la spesa, per comprare beni di prima necessità. E quindi grazie anche all'acquisizione dei sistemi di videosorveglianza di alcuni supermercati siamo riusciti a documentare in maniera chiara e precisa l'attività di spaccio che i soggetti di questa notte attuavano. L'operazione è chiusa? L'operazione è chiusa.